Colpo di scena sulla tragedia stradale di Cereda. È un sedicenne della Valle del Lagno ad aver urtato col suo scooter nella notte tra venerdì e sabato Paolo Michelin, il 62enne che a quanto pare stava spingendo a mano la sua bicicletta in via della Madonnetta, a circa 200 metri da Contrada Pettenello. Il giovane, dopo un giorno di silenzio, si è presentato spontaneamente in caserma dai carabinieri di Valdagno, accompagnato dai genitori. In effetti, l'orientamento sin dal primo momento era che a causare la tragedia stradale fosse stato proprio uno scooter, come avevano ipotizzato alcuni residenti del posto. Io ho sentito un piccolo colpo, ma siccome passano tante moto. Poco prima mi pareva di aver sentito anche un rumore di uno scooter, una moto, insomma. Il giovane dopo l'urto si è allontanato, ma è da accertare, oltre alla dinamica, anche se e quanto fosse effettivamente consapevole delle conseguenze dell'incidente, visto che la vittima nel cadere avrebbe poi battuto fatalmente la testa. Una strada comunque che, come segnalano i residenti, appare pericolosa. Questa è sempre stata una strada pericolosa. Bisogna mettere dei dossi, è inutile. Oggi, alla luce delle ultime novità, è intervenuto il sindaco di Cornero Vicentino, Francesco Lanaro, che parla di tragedia nella tragedia. Siamo di fronte a una tragedia nella tragedia. Oltre alla morte del nostro concittadino, troviamo oggi sui giornali che l'investitore era un ragazzo di 16 anni, residente nella Valle del Lagno e che pertanto si è costituito accompagnato dai propri genitori. Confidiamo adesso nel lavoro della magistratura.